Siamo stati riconosciuti dal progetto Crosstern come attuatori di buone politiche linguistiche all'interno dei social network con numeri veramente importanti. Questo progetto Crosstern, che è un progetto Interreg Italia-Slovenia, ha visto anche la partecipazione della Croazia e chiaramente di diversi attori italiani. In questo progetto appunto è stato chiesto all'Arlef la possibilità di spiegare questi grandi numeri che si concretizzano in percentuali estremamente elevate. Pensiamo ad esempio che su Instagram dal 2020 finora siamo passati da un numero di utenti che era meno di 5.000 a oltre 15.000 con un incremento del 220%. Su Facebook, che è un social network dedicato a fasce di età più ampie rispetto a Instagram, che è molto più giovane, abbiamo anche lì un incremento estremamente elevato del 130% in controtendenza con la media europea, e quindi questo identifica anche un grande lavoro per poter mettere in comunicazione l'utente che può avvicinarsi appunto al social network interagendo personalmente. Poi abbiamo il nostro TikTok Furlan, che è il canale di TikTok, e lì i numeri sono elevatissimi, 10 milioni di contatti, e questo insomma ci fa capire quanto la direzione intrapresa sia quella giusta. Infine ricordo un progetto estremamente importante che è Yupaltubo, 141 video girati dalle nuove generazioni che spaziano in tutti gli argomenti che riguardano la friulanità e chiaramente in lingua friulana, dove ci sono 17.000 iscritti al canale e le visualizzazioni per YouTube sono estremamente elevate, 1 milione di visualizzazioni annuali. Questo insomma ci fa capire che stiamo andando nel verso giusto e abbiamo la possibilità di poter incrementare ancora. Lo vediamo come un punto di partenza, da qui in poi credo che i numeri cresceranno ancora.